Abbiamo qui con noi Sevmi Fernando di Padova. Quali sono i tuoi progetti e interessi nella vita e a cosa ti stai dedicando? Allora, ora come ora sto frequentando un professionale estetico, sono al secondo anno e vorrei finire questa scuola, diplomarmi. Più avanti avrei pensato di aprirmi un centro estetico, sempre però se non continuo, diciamo, con questi concorsi o comunque non mi vada bene, diciamo, nel campo della moda. Come definiresti la bellezza e come vivi la presunta dualità tra bellezza e intelligenza? La differenza tra intelligenza e bellezza la vedo come una cosa ben distinta. Preferisco nettamente l'intelligenza perché a mio parere più avanti vai, più è importante l'aspetto caratteriale di una persona, perché la bellezza piano piano va via, diciamo. Quello che ti rimane è la persona in sé, quello che è interiormente, quindi secondo me è l'aspetto più importante che ti rimane, è quello. Qual è il rapporto che hai con te stessa? Tendi a giudicarti, a criticarti oppure ti ami e ti apprezzi così come sei? Verso di me sono abbastanza critica. Diciamo che appena vedo un difetto o qualcosa che non mi piace di me tendo a cambiarlo, se possibile ovviamente. Credi nella forza delle donne, appunto, e nel fatto che si possono stabilire dei buoni rapporti di sorellanza tra noi? Sì, secondo me è fattibile. Credo che sia molto importante, soprattutto ora che appunto siamo in questo contesto, credo sia molto importante sostenersi tra ragazze perché ad esempio se una ragazza viene a un concorso e ha avuto la giornata storta o problemi a casa, parlarne secondo me aiuta, anche e soprattutto quando cammini in passerella hai un pensiero diverso se ti sei sfogata con un'altra ragazza, quindi penso che sia molto importante.